La politica ora, Conte a Palazzo Chigi. Per il Premier lavoro sulle riforme, sulle modalità delle riaperture del 3 giugno e sui grandi temi internazionali. Mario De Pizzo. Il percorso di pace in Libia, sotto l'egida dell'ONU, al centro di un colloquio telefonico tra il Premier Conte e il Presidente al-Serraj. Al leader del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, il Presidente del Consiglio esprime preoccupazione per il continuo invio di armi in Libia. Entrambi ribadiscono il no all'opzione militare. La soluzione politica è l'unica possibile per pacificare Tripoli e la Cirenaica. Conte e al-Serraj si scambiano un reciproco invito a visitare i due paesi, ritrovata consuetudine diplomatica che ora pare di nuovo possibile. Per il Premier i contatti diplomatici proseguono anche sul piano europeo. Al centro resta il Recovery Fund e il pressing per far sì che le risorse possano arrivare in tempi ravvicinati. Fondi, Conte lo ha dichiarato, destinati a sostenere il piano strategico per la ripresa. Al primo punto il DL semplificazione e i progetti per investimenti, riconversione verde, scuola, giustizia certa e veloce, riforma fiscale. E intanto il governo conferma l'avvio della nuova fase, il via libera alla mobilità su tutto il territorio nazionale il 3 giugno. Avvenga nel segno della prudenza l'auspicio del Premier. Il ministro Boccia sente i presidenti di regione e ribadisce la collaborazione tra istituzioni rafforza il Paese. In ordine sparso, così i presidenti delle regioni dopo la decisione del governo di riaprire i confini.